Sale l'attesa per l'epilogo finale dei playoff promozione della Serie C maschile. L'Itas, forte del successo casalingo ottenuto per 3-0 ai danni del Bussolengo, era pronta a festeggiare con un pullman di tifosi al seguito l'approdo in Serie B, ma lo Shan ha rimandato tutto a gara 3. È andata proprio così, speravamo in questo risultato, ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo avuto qualche rammarico per il risultato di gara 1 che non rifletteva appieno il differenziale tra le squadre. Però qua in casa nostra abbiamo tirato fuori le nostre armi e io penso che abbiamo fatto noi la partita. Il volley Bussolengo parte in quarta, forte in battuta e preciso in attacco si porta sul 2-0, mentre il Giorgione fatica in ricezione e non passa sotto rete. Ma grazie alla grande determinazione e complice il calo fisico degli avversari, impatta la partita sul 2-2. Abbiamo subito i primi 2 set, una grandissima loro partita dove non siamo riusciti ad arginare i loro attaccanti. Abbiamo un po' preso le misure nel terzo e il quarto, ma siamo arrivati al tie break in debito di ossigeno, diciamo. È andata così, è la pallavolo, adesso li aspettiamo in casa nostra la prossima settimana, speriamo di riprenderci soprattutto a livello fisico, che è stato un po' il problema che abbiamo avuto per tutto l'anno. Non è una scusante, loro hanno fatto una grandissima partita, ci hanno creduto fino alla fine. Complimenti al Bussolengo e li aspettiamo in casa nostra sabato prossimo. Nel quinto set sono i giocatori del Giorgione a non averne più e lo Shan gioca un parziale perfetto. Uno dei migliori set del nostro campionato e sono lieto che l'abbiamo fatto in questa occasione. Sarebbe stato un peccato farlo in qualche altra gara, ma questa gara così importante sono proprio contento. I complimenti vanno alla mia squadra, al mio allenatore che ha preparato la partita veramente bene, questo ci tengo a sottolinearlo. E così, avanti con gara 3 allora. Vittoria dello Shan dunque, tutto rimandato a gara 3. Io penso che in casa nostra sarà un'altra storia, non abbiamo mai perso, non vogliamo perdere a questo punto. E quindi magari più tirata della prima partita, ma vogliamo fare la posta nostra, insomma vogliamo andare in B noi. L'Itas quest'anno in campionato non ha mai perso un incontro casalingo, per il Bussolengo dunque sarebbe una doppia soddisfazione. Noi andiamo là ovviamente per provarci e io vedo che quando siamo convinti e determinati riusciamo a fare delle prestazioni buone. Quello che ci manca è un po' di fiducia nei nostri mezzi a volte, soprattutto qualche giocatore che gli manca dell'esperienza e anche della fiducia nei propri fondamenti, nei suoi fondamentali. Se riusciamo ad avere questa fiducia sarà una bella partita. Le due squadre ormai si conoscono e probabilmente a livello tecnico-tattico poco cambierà rispetto alle due precedenti partite, ma la tensione quella sarà a 1000. Ci giocheremo tutto in una partita, di conseguenza mi aspetto molto agonismo ma anche molta tensione, quindi speriamo comunque di riprenderci fisicamente, poi ci giocheremo tutto fino alla fine, tenteremo di dare il massimo, di prendere le misure subito e di scappare via. E se il Giorgione non ha ancora perso in casa, lo Shan ama giocarsi la posta in palio sino all'ultima palla. Playoff in campionato e finale di Coppa Veneto, una squadra, quella veronese, dal grande carattere. Siamo una squadra di giovani, l'ho già ribadito una volta, siamo una squadra di giovani, lasciamo perdere il sottoscritto, però abbiamo la forza e la voglia hanno la voglia e la forza di emergere, ecco. Quindi bene, avanti così. Forse è questo che forse ci fa fare la differenza, perché i giovani giocando tanto assieme amalgamano meglio, partono un po' in sordina, poi però è difficile fermarli. Appuntamento dunque a gara 3, questa volta è sicuro, chi vincerà il match conquisterà la tanto agognata Serie B. È sabato prossimo, sembra sia il 29, alle 9 di sera e ci aspettiamo tanto pubblico, come siamo abituati nelle ricorrenze importanti. E vinca il migliore logicamente.